Buonasera a tutti, ciao bambini. Oggi ci troviamo al Museo del Cavallino della Giara, che come ben sapete ha una sezione dedicata a questo straordinario animale, ma un'altra dedicata alla storia del paese di Genoni. Per raccontare questa storia abbiamo intervistato gli anziani e queste interviste poi sono andate a finire nelle mani di una grandissima artista, Pia Valentinis, che è specializzata nella realizzazione di libri per bambini. Partendo da questi racconti ha illustrato il museo, quindi ogni disegno che potete vedere all'interno del museo è legato alla storia, a un racconto di uno dei nostri anziani. E oggi vi vorremmo raccontare la storia che ci ha raccontato una nostra carissima amica che non scorderemo mai. Qui abbiamo una storia legata ai pidocchi. Conoscete i pidocchi? Credo di sì. Prima era un grossissimo problema, erano diffusissimi. E ogni settimana questa bambina, aveva 4-5 anni, veniva fatta accomodare dalla mamma su una seggiolina di fronte al muro. La mamma le consegnava una matita e iniziava a cercare tra i capelli della bimba i pidocchi. Ogni tanto riusciva a scovarne uno. Quando lo acchiappava, la bambina felice croce sul muro, 1, e poi un altro, 2, 3, 4, wow, oggi sono stati 5. Ma come potete ben vedere dall'illustrazione, uno è riuscito a scappare e probabilmente lo troveremo in un'altra storia. Per oggi è tutto, mi auguro che il raccontino vi sia piaciuto. Mi raccomando, state a casa e ci vediamo presto. Ciao a tutti!